italiana, che a volte può sembrarti strana. Ti fissa attentamente tutta la settimana con quel fare da persona a cui non interessa niente di tutta l'altra gente. La cosa più importante è apparire affascinante. È la tipica ragazza italiana che a volte può sembrarti strana. La guardi in un istante, ti entra nella mente. È la classica italiana. È la tipica ragazza italiana. Ed anche se ti sembra strana, ti entra nella mente, non esce facilmente. È la classica italiana. È la tipica ragazza italiana che a volte può sembrarti strana. La guardi in un istante, ti entra nella mente. È la classica italiana. È la tipica ragazza italiana. Ed anche se ti sembra strana, ti entra nella mente, non esce facilmente. È la tipica italiana. Esce tutta bagnata, gode se viene toccata. Si è fatta scopare dal mondo, veste solo firmata, mostra la maglia macchiata da gibba in una serata. Cresciuta troppo in fretta, cerca cazzi a manetta. Vieni, lo zoo ti aspetta in diretta. Usa dei cetrioli quando pensa a Mazzoli. Pippo Palmieri se l'è già fatto ieri. È la tipica ragazza italiana che a volte può sembrarti strana. Si è fatta tutto quanto lo zoo di 105 con quel fare da battona a cui non interessa niente di tutta l'altra gente. La cosa più importante è lo zoo di 105. È la tipica ragazza italiana che a volte può sembrarti strana. Ascolta tutti i giorni lo zoo di 105. È la classica italiana. È la tipica ragazza italiana. Ed anche se ti sembra strana, ti entra nella mente, non esce facilmente. È lo zoo di 105. Sì. Allora Gigi, io ti ho chiamato per questo motivo. La compilation volume 5 dello Zoo di 105 è in giro ovunque. Io vorrei che tu lasciassi, in qualità di miglior amico di tutto lo Zoo di 105, un bel messaggio di pace e di serenità a tutti. Ha un messaggio proprio di amore, di pace, di gioia. Di unione, di coesione tra tutto il popolo dello zoo. Cioè... Bene, considerando che avete festeggiato la Pasqua, per il bene che vi voglio, spero che non festeggerete il Ferragosto. No, Gigi. Ah no.